Amici bellini, mettete le formazioni di Fantacalcio perché siamo già in vigilia. Questo spezzatino ci porta già a dover essere pronti alla partita di ieri, poi alla partita domani, quindi vigilia della partita contro la Lazio, e quindi conferenza, e quindi cominciamo. Allora, Gennaro Lastra, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che lasciano i like perché sanno come si... No, non lo sa, i nuovi iscritti non lo sanno, il like qua si lascia di cortesia, come fa il resto della community che insieme noi stiamo galoppando in questa stagione straordinaria. E qua Azzurro Fluido, Valerio Fluido si analizza sempre con tavole pitagoriche le parole di Spalletti nella conferenza, insomma siamo sempre un po' alle solite, però andiamo a vedere perché al di là delle domande Spalletti qualcosa ce la regala sempre e possiamo analizzarle insieme. Poi mi fa anche più piacere perché sono uscite altre cose, a volte ci sono giornate in cui non succede niente, altre volte sono giornate in cui parlano in tanti. C'è stata intervista ad Osimhen dove lui dice una cosa chiave, dice una cosa importantissima, di un suo racconto, una sua discussione con Anghissà. Ricordiamo che all'inizio della stagione ci fu anche un mezzo scontro tra lui e Anghissà. Io vi dissi non fa niente, non vi preoccupare, però mancavano quei leader, e vi dissi quella cosa, dissi Osimhen sta esagerando certi suoi comportamenti proprio perché vuole essere lui il leader, adesso che sono venuti a mancare i vari Koulibaly, i vari Mertens. È proprio quello che ha fatto. Poi contemporaneamente a questo è cresciuto, lui si è calmato, ha imparato a non innervosirsi in campo, e con i compagni evidentemente ha dato anche qualcosa in più, perché ad Anghissà lui dice guarda che siamo proprio forti, che possiamo addirittura vincere. Anghissà, secondo le parole di Osimhen, non era convinto, mentre Spalletti dice proprio ad Osimhen, dice se tutti si convincono come sei convinto tu possiamo veramente fare qualcosa di straordinario, e sta succedendo. Quindi la leadership di Osimhen, non solo tecnica ma anche a livello proprio di uomo, sta trascinando un po' tutti, e di questo ce ne siamo accorti. Poi su Anghissà sappiamo che ha uno strapotere tecnico e fisico, e alle volte non ce lo fa vedere nemmeno tutto, perché alle volte secondo lui non è necessario. Domani è una partita in cui sarà necessario il suo strapotere, perché incontriamo Sarri, perché io ci tengo moltissimo, proprio con tutti ma non con Sarri. E la Lazio è una squadra temibile, 2-4-3-3, 2-4-3 che si muovono in maniera diversa, e ce lo spiega anche Spalletti, perché la prima domanda è Sarri, si ritorna sempre al Napoli di Sarri, e dice è una continuazione quello di oggi del Napoli di Sarri oppure così? Spalletti, ovviamente da gran signore, dice sempre che si parte un po' da lì. Poi questo è un discorso che ci ha fatto appena è arrivato Spalletti, e dice io parto dalle cose buone fatte da Gattuso, io ho sempre guardato il Napoli anche quando era il Napoli di Sarri, insomma si parte un po' da lì. Però poi la battuta gli viene, dice le nostre similitudini, entrambi ci piace andare in giro in tuta, vuol dire che ragazzi lasciamole perdere i confronti, ognuno porta avanti un tipo di calcio, ognuno sta facendo il suo percorso, e perché dobbiamo poi paragonare questo Napoli al Napoli di Sarri? Non ci sono proprio i presupposti, sono rimasti chi è rimasto? Mario Rui, Zielinski, ma Mario Rui mica le giocava tutte quando c'era Gulam, e Zielinski era una pedina di rincalzo che giocava ogni tanto, quindi veramente è una squadra completamente diversa. E poi Spalletti dice pure c'è stata la discussione sul possesso palla, e ride e ce la ridiamo anche noi. Il video sul possesso palla l'abbiamo fatto uscire ieri, e bisogna saper alternare, lo dice Spalletti tranquillamente, bisogna saper alternare. Se ti vengono a prendere per esempio alti, tu devi essere anche pronto a fare una pallata, perché loro poi dovranno avere, anche se ti vengono a prendere alti, anche la difesa dovrà essere alta, e quindi devi essere bravo tu a capire dove metterti negli spazi. Sarri era il Masaniello della rivoluzione, eccetera eccetera. La piazza più maturi tifosi. Mi rifiuto assolutamente di leggervi domanda e anche risposta sui tifosi, mi rifiuto completamente.
sveglia, cercate qualcos'altro perché si è fatta antica questa domanda, e se Spalletti se ne va do la colpa ai giornalisti con poca fantasia, veramente, perché poi uno ha bisogno pure di nuovi stimoli, di cose interessanti da dire, anche di domande che ti mettono in difficoltà. Se gli chiedete sempre ai tifosi come sono contenti, ai tifosi sono maturi, ai tifosi così, lui dovrà ripetere sempre le stesse cose, si perde lo stimolo e perdo lo stimolo anche io. L'intervista, per esempio, si dice che l'intervista, vista l'intervista di Osimhen, per esempio, dove si dà dei meriti, lo stesso lo ha fatto Elmas, dove dà dei meriti a Spalletti, e Spalletti la battuta la fa e dice sì, però intervistate pure a Demme, nel senso quelli che ho fatto giocare di meno, e si dispiace Spalletti. Poi ci sarà anche un passaggio su Elmas importante. Spalletti dà i meriti ai propri giocatori, sono loro che sono disponibili al lavoro, mi fa piacere quando evidentemente mi citano, ma è sempre merito loro. Sarri, la grande bellezza, e Spalletti che cos'è? Non lo so, costruire dal basso e stimolare. Spalletti se ne esce dalla domanda, cerca di rientrarci e vuole parlare dello stile di calcio che gli piace giocare, che gli è sempre piaciuto avere il pallone invece che aspettare, e lui crede che costruire, avere il pallone, quindi avere il pallino del gioco, è anche più stimolante per i giocatori, credo io. Lui, dice Sarri, è più ordinato di me, cioè i giocatori sono più proprio al centimetro, si muovono tutti insieme, mentre alle volte noi facciamo delle scelte a due invece che di squadra. Quindi Spalletti cerca di dare anche un po' di... In realtà questa è anche una cosa come a dire: io a te ti posso leggere anche meglio perché sei così ordinato che so dove ti vai a prendere. Mi ricordo un passaggio di Gattuso che parlava di Ancelotti, dice: Ancelotti ti manda al manicomio perché non sai mai quali saranno i riferimenti e non sai mai dove andarteli a prendere i giocatori in fase difensiva nelle squadre di Ancelotti. Ed è proprio vero, è un po' il lasciare la lettura ai giocatori. Ancelotti è abituato a campioni che sanno leggere il campo, e quindi qua siamo proprio a un perfetto equilibrio tra quello che è il calcio di Sarri, il calcio di Ancelotti. Arriva Spalletti che dà un po' di quello, un po' di equilibrio, una manovra collettiva, però lascia anche a delle scelte individuali, e poi gliene dà anche atto quando Spalletti riposta la famosa azione di Sassuolo dove tutti tornano indietro. Lì è la mentalizzazione e le scelte anche dei giocatori, perché Spalletti può impostare la squadra e studiare gli avversari, e lo fa, e studiare delle soluzioni alternative, però poi a un certo punto è in partita che tu fai quella corsa in più che risolve e ti porti appresso tutti i compagni. Molto molto bello. Spalletti ha mai sognato di vincere lo scudetto? Sì, ma anche altro da soddisfazione. A me per esempio piacerebbe di più impostare un discorso a lungo termine più che vincere e poi fallire. Ecco, però il discorso a lungo termine cozza poi Spalletti con quello che ci hai sempre detto, che vuoi vedere anno per anno, quindi a me non è chiaro, perché sembra che lui voglia pure continuare, perché questo gruppo gli potrebbe dare delle soddisfazioni. Con un gruppo così mentalizzato puoi veramente vincere a lungo, perché poi ci sono giocatori giovani, però sai, resta sempre quel dubbio, dice vuole un altro stimolo, vuole pensare all'Inghilterra, si vedrà. All'andata c'era questo rischio, perché l'andata con la Lazio venivamo dai 2 pareggi e poi andiamo pure in svantaggio con la Lazio, mentre poi il Napoli la ribalta, e quindi da lì parte la svolta. Spalletti dice più che altro sono i pareggi che hanno dato la svolta, perché lì ti rendi conto che devi fare certe cose per non perdere le partite, per non rischiare di buttare tutto a mare, e lì si sono poi cementati alcuni discorsi, perché devi fare bene sempre le stesse cose, quando le rifai bene e le migliori poi arrivano anche i risultati. Sarri, Masaniello, lei, obiettivo, lo scudetto in albergo. Si torna al discorso dello scudetto in albergo. Lui ritorna anche sulle sue sostituzioni di quel famoso Inter-Juve, però dice può essere che le ho sbagliate le sostituzioni all'epoca, però non è tanto gli uomini che ho cambiato, ma magari quello che gli avrei potuto dire di fare, perché stavamo comunque soffrendo. Quindi Spalletti, questo è il nuovo Spalletti che non si preoccupa degli uomini. Ricordate quello che ha sempre detto, no? Io se metto Simeone o se metto Raspadori la partita la vinco lo stesso, vuol dire che è quello che gli comunichi più che l'uomo che scegli. Scelgo sempre me come responsabile, quindi se Sarri ha detto lo scudetto in albergo dovete chiedere voi, io non posso rispondervi su questo, e se succede qualcosa a me sono io il responsabile e non do responsabilità agli altri, non do responsabilità né agli alberghi né alle altre partite degli altri campi. Quindi grazie di avermi dato questa responsabilità, ma non è mia. I tifosi dell'Inter che la chiamano comandante, Spalletti emozioni, insomma Spalletti dà un po' di valenza anche alle pagine che gli dedicano
certi meme, c'è una costante attenzione. Dice comunque fa piacere che stiano lì ad ascoltare. Spalletti, anche io sto lì ad ascoltare tutte le tue parole, le analizzo come ti fa piacere. Lascia il like insieme agli amici bellini, ma non c'è nessuna rivincita da parte mia. La narrativa, facciamo in fretta, tutte chiacchiere inutili. La narrativa del campionato scarso, no, domani il derby per il condominio, però dice Spalletti, non è la narrativa, il campionato scarso non mi piace come narrativa, però se guardi le altre i nostri meritano i complimenti, come a dire sì, sarà pure scarso il campionato, però è perché loro hanno fallito delle cose e non sembrano applicati come siamo applicati noi. Se poi noi invece ci applichiamo e non risultiamo scarsi, tanto meglio, vuol dire che meritiamo noi dei complimenti. Non è che si può poi dire il Napoli ha vinto. Se il Napoli faceva lo stesso campionato scarso delle altre scarse, avremmo avuto anche noi quei 47-45 punti e i punticini li avremmo divisi per le squadre che sono già salve, e invece no, il Napoli ha fatto il suo dovere. Anche l'anno scorso è da considerarsi un campionato scarso, anche 2 anni fa, e nessuno ha detto il Milan ha vinto un campionato scarso, l'Inter ha vinto un campionato scarso, quindi non ha senso questa cosa qui. Il più 18 non si pensa, non si considera, partita da dentro fuori anche in 10, sono successe cose alle altre, vuole dire quei momenti in cui poi tutto può cambiare e si inverte la rotta. Pensiamo al Milan che perde in Coppa Italia e poi comincia lo scatafascio, quindi dobbiamo stare attenti a non farlo succedere. La forza in chi entra, si può aprire il ciclo, complimenti a Giuntoli. Per esempio Elmas dovrebbe giocare, se Elmas mi prende in disparte e dice che devo fare per giocare, non gli sa rispondere perché sta facendo tutto quello che è giusto per meritarsi una maglia titolare, ma non la trova, almeno non sempre. Idem per Gaetano, su cui lui punterebbe, su Zerbin, su Zedadga. Ecco perché avrebbe voluto la Coppa Italia, per dare un po' di soddisfazione anche a questi giocatori. Lo stesso Simeoni, si è giocato un po' di più, ma anche lui. Scendete in campo con noi, abbiamo bisogno, la cosa ai tifosi, perché i tifosi non devono già esultare ma devono continuare a lottare con noi perché noi abbiamo bisogno. Benissimo, frasi fatte, alcune cose importanti, altre meno. Andiamo a mettere un'ipotesi di formazione contro la Lazio, ragazzi. Penso che in porta ci mettiamo Navas. Sempre la solita battuta che si fa. Di Lorenzo, Amir, ancora non gli si chiede. Di Kim, ovviamente adesso dobbiamo immaginare che a questo punto, se non è stato risparmiato con l'Empoli, può essere che continuerà a giocare finché non arriverà poi l'eventuale ammonizione, e lì poi sarà il momento di Juan Jesus. Qui Mario Ruiz qualificato per 2 turni, ci dobbiamo mettere Olivera, e quindi non credo abbiamo dubbi in difesa, non credo aver dubbi anche a centrocampo. Con Lobotka, Anghissà, ci servirà il migliore Anghissà con le migliori scarpe che ha, e qua io ci metto Zielinski, anche se lui, Spalletti, dice Elmas meriterebbe. Proprio perché dice meriterebbe vuol dire che forse ha già deciso di schierare Zielinski. Kvara non è in discussione, Osimhen non è in discussione, e qua l'ultimo ballottaggio. Lozano pare sempre in vantaggio su Politano nelle ultime partite, e poi Politano può entrare dopo, poi può entrare Elmas, insomma ci sono, a seconda di come si sviluppa la partita, è bene avere uno che rientra e uno che può andare sul fondo. Se Lozano sta bene, secondo me è una soluzione un po' più logica di Politano, poi dipende sempre da chi è più mentalizzato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, siate pronti alla reaction domani, alle live e a tutte le cose belline. Lasciate i like, una continuazione. Ci sono poi gli short, dovete stare attenti su tutte le cose, perché questa è una stagione che qualcuno dice irripetibile, qualcuno dice si può aprire un ciclo. Noi siamo lì a godercela insieme, collettivi, tutto per lei, vai, tutto per lei, diciamo le frasi fatte. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.